Vi ringraziamo per la partecipazione a questo terzo incontro, a questa terza serie di webinar organizzati dalla collaborazione di ANCE Veneto e ANCE Friuli Venezia Giulia insieme ad Acega Samga APS, che riguarda un tema che è particolarmente caro al nostro settore, così come all'economia in genere e al mondo della finanza, degli stakeholders, delle imprese, che è il tema dell'ESG. Abbiamo avuto degli interventi sostanziosi, importanti nei webinar precedenti. Adesso andiamo oggi un attimino a trarre le conclusioni su questo tema che da quello che stiamo curando anche come associazioni comunque ha tutta una serie di tasselli da definire e da in qualche modo inquadrare, perché in questo momento veniamo continuamente sollecitati come imprese sul tema della sostenibilità, sul tema dell'ESG, però ci rendiamo conto che non sempre c'è chiarezza su quelli che sono i criteri, intanto per valutare le imprese sotto il profilo dei propri requisiti ESG e mettere queste nelle condizioni di operare in una serie di qualificazioni che siano standard e uniformi. In questo momento non c'è questa chiarezza, avremo modo di approfondirlo anche nel corso di questo incontro, però in qualche modo approfittiamo di quella che è la disponibilità che ci ha dato Acega Samga PS relativamente al loro sistema di qualificazione dei fornitori sul tema appunto ESG, per capire come si muovono loro, non tanto come potenziale nostro cliente, e lo è per tante delle nostre aziende, ma anche in qualche modo come si possono muovere gli altri nostri potenziali clienti sul tema. È ovvio che su questo abbiamo dei riferimenti diversi in termini per esempio bancari, ogni istituto bancario ha i propri questionari, poi ci sono degli enti e delle società di consulenza che in qualche modo aiutano le imprese a definire il proprio rating di sostenibilità, e anche su questo insomma gli indirizzi sono da intraprendere. E su questo vorremmo lavorare come associazione di categoria, come associazione dei costruttori, proprio per definire delle regole e aiutare anche a chi le definisce affinché siano in qualche modo consone a quello che è il tipo di lavoro che effettuiamo, che ricordiamo essere un processo, quello della costruzione, e non solamente il prodotto del nostro processo di costruzione, che a volte non dipende dalla nostra organizzazione, ma dipende dal desiderata dei nostri clienti. Prima di passare la parola ai relatori, che intanto ringrazio per la disponibilità che danno, avremo l'avvocato Valentina Mingo di ANCE, avremo l'architetto Marco Cappellini, che è il CEO di Matrec, e poi avremo l'ingegner Maria Mazzurco, che è responsabile degli acquisti e degli appalti di Acega Sanga APS. Li ringraziamo intanto per il loro contributo, per il loro intervento. Prima di passargli la parola vi chiederei un attimino di darci un minuto per compilare quel questionario che vi viene messo a disposizione online, che in qualche modo ci permette di capire un po' il gradimento e i desiderata riferiti a webinar di questo tipo. Lo vedete già in automatico sul vostro schermo.
Allora io direi che possiamo dare inizio al webinar, anche perché tra gli obiettivi che ci siamo dati è quello di rispettare scrupolosamente i tempi in modo che sia contenuto e poter finire prima delle 16. Io mi scuso con i partecipanti perché vi dovrò, da un certo punto, mi dovrò assentare per degli altri impegni, però colgo l'occasione per ringraziare nuovamente i relatori e passare la parola all'avvocato Valentina Mingo, che ci dirà appunto quelle che sono le prospettive problematiche connesse a questo percorso delle imprese verso la sostenibilità. Grazie Valentina. Grazie Presidente. Grazie innanzitutto appunto a lei Presidente, ANCE Friuli Venezia Giulia, ANCE Veneto e ovviamente anche ad Acegas per aver organizzato questo ciclo di incontri molto interessanti e per avermi invitato anche a partecipare, diciamo, in questa fase un po' finale di quello che è stato un percorso dal quale sono emersi davvero tanti spunti di riflessione proprio per le nostre imprese rispetto a un tema così complesso come appunto quello poi della sostenibilità e soprattutto nell'ambito e nella logica di questo processo di evoluzione, di cambio di approccio che comunque è chiesto al settore imprenditoriale e in generale un po' a tutti quanti. Oggi, come ha giustamente ricordato lei, Presidente, ciò che mi è stato chiesto un po' di raccontare o comunque di affrontare è una sorta di analisi di quelle che possono essere le prospettive, ma anche le preoccupazioni, le problematiche di un settore, qual è quello delle costruzioni e in particolar modo di imprese che per loro natura, composizione, caratteristiche, sono sicuramente molto su target medio-piccoli e quindi si trovano con una serie di normative che, come vedremo, in realtà già è stato anche raccontato negli incontri precedenti e sicuramente poi sarà oggetto di approfondimento anche delle relazioni che seguiranno la mia. È una normativa in continua evoluzione a cui è davvero difficile riuscire a stare dietro e che tra l'altro è di origine europea, per cui è ancora più difficile poi calarla nella nostra realtà e applicarla. Le nostre imprese per molto tempo si sono sentite in un certo senso, hanno vissuto in una sorta di limbo perché di fatto rispetto a tanti obblighi sono sempre state escluse. Si è sempre parlato, e sicuramente lo abbiamo anche affrontato nel corso del primo incontro, del fatto che il tema della sostenibilità e gli impegni ad essa riconnessi anche in termini di rendicontazione è un qualcosa che nasce sicuramente lontano nel tempo, ma che è stato sempre molto riferito al settore finanziario e anche per questo, diciamo, rivolto soprattutto a soggetti prettamente finanziari, investitori, piuttosto che negli anni esteso a società e imprese, ma comunque molto grandi. Quindi diciamo che questo tema anche così complesso, obiettivamente lo abbiamo sempre visto come un qualcosa di abbastanza lontano dalla nostra realtà, anche perché tutt'oggi di fatto non esistono degli obblighi diretti nei confronti, nello specifico, delle nostre imprese. Il target a cui si rivolgono le direttive, anche le ultime recentemente approvate, si ferma comunque su livelli come dicevamo, molto ampi, imprese quotate piuttosto che appunto settore finanziario, bancario e assicurativo. Che succede però? È cambiato molto negli anni questo approccio, quindi se anche sulla carta sicuramente si può continuare a dire che non sussiste un obbligo diretto, di fatto l'attenzione rispetto a questi temi è enorme e non può non andare a riguardare anche realtà più piccole proprio come le nostre. E lo si fa sia perché di fatto, diciamo, c'è comunque un'attenzione, una consapevolezza maggiore rispetto a questi temi, quindi anche una richiesta, una serie di sollecitazioni da più parti nel promuovere anche forme di miglioramento continuo e quindi in questo processo di evoluzione di tutti, dal più piccolo al più grande, ma è cambiato anche perché sono cambiati determinati parametri della normativa. Già lo abbiamo visto con la cosiddetta direttiva sul report
di rendicontazione non finanziaria approvata di recente, ma anche quella licenziata poche settimane fa riguardo appunto la due diligence, viene introdotto un principio molto importante perché è quello dell'attenzione alla catena del valore. Se fino a poco tempo fa in tutti questi incontri che magari si facevano, la preoccupazione maggiore poteva essere quello che magari la banca in determinate circostanze ti poteva chiedere, oggi il parametro di riferimento è cambiato, non è più solamente quello che ti può chiedere la banca perché lei già applica certe normative, lei è già tenuta a dare certe informazioni, ma oggi il panorama si è arricchito anche di tutta una serie di altri soggetti, si è quindi allargato e soprattutto a tutti questi altri soggetti, sicuramente più grandi, si è chiesto però e si chiede di fare attenzione anche a quella che è la loro catena del valore. Ecco che allora quello che magari non è un obbligo espresso, rivolto anche ai più piccoli, indirettamente vi chiama in causa sempre di più. Questo cosa ci spinge a fare? Sicuramente la sostenibilità, è stato detto e ridetto, l'abbiamo ripetuto, può e rappresenta anche una grande opportunità, l'opportunità di crescere, l'opportunità di migliorare, l'opportunità di anche migliorare sotto tanti profili e quindi anche di avere grandi potenzialità di sviluppo delle attività imprenditoriali, anche sotto il profilo appunto, soprattutto nell'ambito del settore delle costruzioni, che insomma, almeno soprattutto per quanto riguarda la parte ambientale, ha tutta una serie di responsabilità, ma anche ambiti nei quali ha delle performance incredibili. Cioè, sotto il profilo ambientale, se noi guardiamo quello che facciamo dal punto di vista del recupero dei rifiuti e quindi dell'economia circolare, è un settore che sicuramente produce tanti rifiuti, ma è il settore che prima tra gli altri ha garantito il primato all'Italia di raggiungimento del target stabilito a livello europeo e lo ha anche abbondantemente superato rispetto ai termini imposti. Quindi, insomma, voglio dire, è un settore che ha sicuramente una grossa responsabilità sotto il profilo, vuoi anche delle emissioni di CO2, ma è un settore che è anche molto virtuoso. È un settore che deve imparare sicuramente a raccontare quanto è virtuoso, perché mi piace ricordare anche tanto quanto si fa in termini di formazione, anche questo è un elemento fondamentale nell'analisi di quelli che sono i cosiddetti parametri ESG. Cioè non dimentichiamoci che la sostenibilità è tanto complessa quanto ampia, affronta temi, ormai lo sappiamo, penso anche tutti, temi che afferiscono alla parte ambientale, alla parte sociale, alla parte di governance, quindi guardano all'attività, all'impresa a 360 gradi. Il settore delle costruzioni è sicuramente un settore molto importante sotto questo profilo ed è un settore importante anche perché conta al suo interno un panorama di imprese medio-piccole, in alcuni casi anche molto piccole, che vanno assolutamente supportate, perché è inutile dire quanto possa essere complesso approcciare al tema della sostenibilità e questo come associazione lo abbiamo assolutamente chiaro. È un tema complesso perché è complesso banalmente anche nel reperire dati, è un tema complesso perché dicevamo è in continua evoluzione, perché i parametri è difficile anche stabilirli e come abbiamo avuto più volte modo e occasione di ribadire, è molto importante anche stabilire parametri e indicazioni tarati sul nostro settore. È ovvio che abbiamo delle peculiarità tali per cui è difficile valutare e dare lo stesso tipo di domande o punteggio, sistema di rating a un'impresa edile piuttosto che a un'impresa manufatturiera. Abbiamo delle caratteristiche che devono essere considerate. E questo è un qualcosa che ovviamente diciamo a livello italiano, diciamo a livello di appunto al nostro interno ma anche all'esterno, ma che raccontiamo anche a livello europeo. Proprio questa mattina si è svolta un'importante conferenza da parte della Commissione europea e il tema centrale di questa conferenza era proprio come supportare le imprese in questo processo di sviluppo in chiave sostenibile. Siamo tutti concordi nel ritenere che è un processo inevitabile, che porta con sé tante opportunità, ma che richiede necessariamente anche un importante sforzo di supporto, soprattutto dei più piccoli. Non si può lasciare indietro nessuno perché se parliamo in termini di sostenibilità deve essere un percorso che porta dietro tutti quanti
solo il grande non basta. Ci serve anche aiutare e supportare il piccolo che a sua volta qualifica il grande. In questo sforzo, da un lato, e questa è un po' la nostra posizione, bisogna innanzitutto cercare di fissare un po' le regole, cioè smettere di continuare a produrne altre, ma fissare quello che è un attimo il sistema, il quadro di riferimento entro cui operare, quindi renderle sicuramente chiare, ma soprattutto cercare, sia a livello di paese, nel nostro caso anche a livello di associazione, andare a definire un po' quelli che possono essere degli elementi e dei parametri di supporto. Questo è un po' anche quello che è stato rappresentato dalle associazioni di categoria che sono intervenute oggi in questa conferenza, un po' da parte di tutti gli Stati membri, la necessità di cercare di definire veramente dei tool e delle linee guida abbastanza specifiche per poter agevolare l'attività di report. Come voi sapete, in questi giorni, tra l'altro, è in corso anche un'importante consultazione promossa dall'EFRAG, diciamo l'ente tecnico che supporta la Commissione europea poi nella definizione di quelli che sono anche gli standard tecnici per quanto riguarda i report di rendicontazione. È una consultazione molto interessante perché proprio si rivolge sia ai singoli utenti, le singole imprese, che anche ai soggetti come le associazioni per chiedere anche la valutazione di questo tipo di strumento. È uno strumento che abbiamo trovato noi molto utile. Tra l'altro diciamo che anche lì si cerca di fare una sorta di differenziazione a seconda di chi già ha fatto qualcosa rispetto a chi non ha fatto ancora nulla in termini di sostenibilità, però non vi nego che leggendo anche le domande, quello che appare comunque chiaro è che è molto importante rapportare questi argomenti, questi temi così complessi, anche queste richieste di informazioni sempre di più in ambito settoriale. Cioè è stringente, è un'esigenza che noi davvero sentiamo tanto, la necessità appunto di avere indicazioni che possano essere il più possibile rivolte appunto al settore, proprio perché ci rendiamo conto che è molto complicato anche ed è necessario supportare appunto le imprese nella individuazione poi di quelli che sono i parametri che devono andare a raccontare. E arrivo alla conclusione, a che punto siamo? Siamo sicuramente a un punto in cui è diffusa la consapevolezza della necessità di dare un supporto effettivo a tutti, soprattutto ai più piccoli. Devo dire che come imprese sicuramente la percezione di quanto questi temi siano ormai rilevanti ma anche strategici è forte. C'è tanta preoccupazione, anche difficoltà. Noi abbiamo ad esempio messo a disposizione delle nostre imprese uno strumento per il calcolo delle emissioni di CO2, proprio nella logica di aiutarle e cercare di accompagnarle in quello che può essere un percorso di decarbonizzazione. Quello che abbiamo riscontrato è come quello che magari sulla carta poteva sembrare facile, reperire dati sui consumi energetici, anche quello in alcuni casi può essere complesso. Ora, è ovvio che se devo fare un calcolo di emissioni di CO2 sia attraverso il nostro tool piuttosto che altre piattaforme o anche le indicazioni fornite dalla Commissione europea, quei dati sui consumi energetici piuttosto che sui trasporti e quant'altro, la produzione di rifiuti li devo dare, sono, sono connaturali poi a quella che è l'attività e il discorso in termini di sostenibilità, quindi da quelli non posso scappare. Però è anche vero che quindi le imprese da un lato dovranno sicuramente sforzarsi in questo senso per sviluppare, capire, ottimizzare, razionalizzare anche i dati che hanno a disposizione, dall'altro è davvero importante predisporre strumenti operativi molto semplici che le possano davvero supportare anche nel reperimento di questi dati e poi nel renderli efficaci. Ultima cosa, ed è questo un elemento secondo noi anch'esso fondamentale, per un paese che sia davvero sostenibile, sono assolutamente, come dicevo, nessuno può essere lasciato indietro. Iniziative come queste sono fondamentali anche perché mettono insieme esigenze e esperienze differenti, ma soprattutto mettono in collegamento soggetti che comunque collaborano insieme e che insieme poi devono raccontarla la sostenibilità. Sarebbe importante e interessante che anche il nostro governo mettesse la giusta attenzione su questi temi
e incominciasse a vedere proprio il tema della sostenibilità anche come un elemento chiave di sviluppo, ma in maniera reale, e cioè investire di più il supporto, sulle attività di supporto e sulle iniziative che possano davvero accompagnare il nostro comparto industriale, l'industria italiana in generale, in questo processo di sviluppo. Per il resto, insomma, io sono davvero contenta di questi incontri perché mi sembra che anche i riscontri che poi si sono avuti sono davvero molto positivi, l'attenzione è davvero tanta e soprattutto sono davvero occasioni in cui attraverso il confronto, la presentazione anche di buone prassi, piuttosto che di iniziative che poi da mettere appunto a fattor comune, anche queste, tutte queste, aiutano sempre di più in questo cambio di passo, cambio di approccio a cui necessariamente comunque nel tempo con cui dobbiamo fare i conti e che quindi ci chiama in causa assolutamente. Io ho concluso. Grazie Avvocato. Come sempre chiara e sintetica anche al punto giusto. Come dicevamo all'inizio, lo scopo è proprio capire un po' quella che è il passaggio poi a un'attività concreta di impresa rispetto a quella che è l'evoluzione normativa, motivo per il quale anche come associazione stiamo incontrando numerose anche società di consulenza che danno servizio alle imprese su questo tipo di temi. Ringraziamo l'architetto Marco Cappellini di Matrec per il contributo che ci porta in questo senso su quelle che sono poi le concrete applicazioni sul tema. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ringrazio l'Avvocato Mingo di avermi in qualche modo aperto la strada verso quello che è un po' il mio intervento, il tempo di condividere lo schermo. Mi confermate che vedete? Sì, perfetto. Un ringraziamento particolare da Cegas ATS AMGA, con cui collaboro ormai da anni proprio su queste tematiche, in modo particolare dell'economia circolare. Allora, diciamo, il mio obiettivo quest'oggi è un attimo di dare una serie di indicazioni più in ambito, diciamo, partendo dall'architettura, passando dall'evoluzione legislativa, ma poi scendendo concretamente ad alcuni esempi di quello che è l'evoluzione legislativa, perché qui condividendo pienamente quello che diceva l'Avvocato Mingo, e cioè del supportare il sistema delle micro, piccole e medie imprese del Made in Italy, in modo particolare per quanto riguarda l'ambito delle costruzioni, e lo dico perché questa mattina stavo partecipando alla riunione CAM Edilizia indetta dal Ministero dell'Ambiente, dove diciamo che le specifiche ambientali sono in continua crescita, e quindi questo da un certo punto di vista è diciamo un bene per l'ambiente. Dall'altra parte va tenuto conto anche della possibilità di poter dare tempo, modo, ma soprattutto di sopportare senza essere soggetti ad esborsi estremamente economici le piccole e medie imprese di potersi adeguare. Quindi partiamo un po' dall'architettura, vediamo un po' cosa sta succedendo, cioè qual è il quadro generale, perché spesso le aziende, e qui lo dico perché nell'ambito della nostra professione appunto di consulenti sull'attività ambientale, le aziende guardano in maniera verticale solo l'aspetto legislativo, giustamente, senza avere un po' l'architettura. Quello che sta succedendo è che siamo di fronte a un'evoluzione legislativa in modo particolare europea, perché oggi è l'Europa che sta trascinando questo quadro legislativo in materia di circolarità e sostenibilità, e ci tengo a separarli perché sono due ambiti complementari ma per le specifiche divisi. La volontà qual è? È quella di andare a qualificare tutti quelli che io qua vado a definire io, ma la definisce la Commissione, gli input, e cioè tutte quelle risorse che vengono impiegate per l'utilizzo di materiali, di prodotti o di servizi lungo tutta la filiera, quella che diceva giustamente l'Avvocato Mingo, la catena del valore, e quindi andare a qualificare dal punto di vista ambientale quello che vado a utilizzare. Quindi la prima fase è quella di prelevare delle risorse, e le domande a cui dobbiamo iniziare a rispondere con questa evoluzione legislativa è: cosa prelevo, quanto prelevo, come prelevo, le caratteristiche ambientali di ciò che prelevo e da dove prelevo.
E quindi queste sono già delle specifiche che hanno un nome e un cognome che in parte poi vedremo, specifiche che iniziano ad andare a caratterizzare l'offerta di materiali, di prodotti, di semilavorati del mercato. Dopodiché c'è il modo, diciamo, semplificato rispetto alla filiera da me rappresentata, la fase di utilizzo, per cui dall'economia lineare a quella circolare, la volontà di allungare il ciclo di vita dei prodotti, la volontà di favorire questa manutenzione, questa riparabilità, questo disassemblaggio, questo riuso e quindi favorire nuovamente il reimpiego di queste risorse fino ad arrivare a quello che un giorno è l'output, e quindi cosa faccio di queste risorse che ho impiegato e non sono più, diciamo, utilizzabili nel mercato, e quindi le domande sono: cosa restituisco, quanto restituisco, come restituisco, le caratteristiche di ciò che restituisco e dove restituisco. Quindi, se mi permettete, un po' l'architettura di tutto l'approccio è questo. Cosa sta succedendo a livello europeo? Io qua vado a sintetizzare solo alcune delle principali tra regolamenti e direttive che sono in via di evoluzione, perché c'è una lista incredibile, ma giusto per non spaventare, ma per dare una prospettiva, per dare una visione, per permettere al sistema del Made in Italy italiano, in modo particolare nell'ambito edile, di iniziare in qualche modo ad informarsi, ad attrezzarsi, anche grazie appunto ad ANCE, sulla modalità con cui approcciare questi aspetti. Il primo che metto in evidenza è questa ESPR, questa Ecodesign Sustainable Product Regulation, che è stata approvata lo scorso 23 aprile, scusate, adesso si aspetta, diciamo, da parte del Parlamento il via libera ufficiale per poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che riguarda i requisiti di ecodesign che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato. Poi lo vedremo nel dettaglio. La seconda, che è la direttiva che sicuramente conoscerete, che è nominata come Timber Regulation, cioè che vieta l'immissione sul mercato dell'Unione Europea di legname raccolto illegalmente e di prodotti derivanti da legname raccolto illegalmente, quindi la tracciabilità e la provenienza di questo legname in import e in export. L'aspetto che qualcuno magari può definire secondario ma fondamentale della comunicazione, definito con due differenti direttive: la prima, quella commercialmente chiamata delle pratiche sleali, che è già entrata in vigore; la seconda, che è ancora in via di evoluzione, del green claim, e cioè attenzione a quello che si comunica, attenzione che c'è il divieto di utilizzare espressioni come rispettoso dell'ambiente, ecocompatibile, ma tutte quelle che sono le specifiche poi ad esempio di contenuto di riciclato o di materiale rinnovabile, deve necessariamente essere supportata queste informazioni da certificazioni o dimostrazioni scientifiche della veridicità. La direttiva packaging, che negli ultimi, diciamo, nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 2 anni, ha avuto un enorme dibattito. È vero che va in una prima fase a coinvolgere quasi direttamente il mercato del business to consumer, dove però c'è tutta una serie di obiettivi ad esempio sul contenuto minimo di plastica di riciclato entro il 2030, che inevitabilmente riguarda trasversalmente tutti i prodotti, anche perché inevitabilmente molti prodotti che finiscono nell'ambito della pubblica amministrazione sono gli stessi prodotti che poi vanno a finire all'utente privato finale. E infine è stato accennato precedentemente appunto dall'avvocato Mingo, la Corporate Sustainability Reporting Directive, che è entrata in vigore il 5 gennaio 2023. Dal 2024 le aziende con più di 500 dipendenti hanno quest'obbligo di redarne dei rapporti di sostenibilità. Quindi cosa sta succedendo sostanzialmente? Sta succedendo che il dado è tratto, se mi permettete, la direzione è quella, quindi bisogna in qualche modo iniziare ad informarsi, ad attrezzarsi per conoscere tutte quelle che sono le specifiche, le caratteristiche dei materiali e dei prodotti che andiamo a utilizzare. Mi permetto di diciamo concentrare un attimo l'attenzione sulla Ecodesign Sustainable Product Regulation. Perché? Perché è una vera e propria rivoluzione. È un regolamento che stabilisce dei requisiti di ecodesign che tutti i prodotti devono rispettare per essere messi sul mercato.
istituisce il famigerato, diciamo, io dico famigerato perché vedremo quando sarà poi operativo, ma estremamente interessante per la tracciabilità, il Digital Product Passport, per cui chiunque sarà in grado di tracciare la storia del prodotto, e quindi pensate al passaggio di informazioni in materia digitale, è quello che più deve, diciamo, porre, diciamo, attenzione su quanto riguarda questo regolamento, che si applica a tutti i prodotti ad eccezione di alimentari, medicinali e veicoli. Quindi tutti gli altri prodotti sono soggetti a questo regolamento. Cosa prevede in sintesi questo regolamento? Dei requisiti di ecodesign che inevitabilmente poi verrà declinato a tutte le tipologie dei prodotti, inevitabilmente che sia un mercato B2C o business to consumer o business to business, quindi aspetti, o meglio requisiti di ecodesign che andranno sempre di più a stabilire quelli che sono aspetti come la durabilità, l'affidabilità, l'utilizzabilità, la riparabilità, la presenza di sostanze pericolose, l'efficienza energetica dei prodotti, l'utilizzo di acqua o l'utilizzo delle varie risorse, il contenuto di riciclato, la riciclabilità, la possibilità di recupero, così come ad esempio gli impatti ambientali che giustamente citava prima l'avvocato Magno, l'impronta di carbonio, l'impronta ambientale o la produzione prevista di rifiuti. Come funziona? Funziona che verranno stabiliti degli atti delegati. Cosa sono gli atti delegati? Gli atti delegati sono dei documenti tecnici che a secondo della famiglia di prodotto o a secondo della tipologia di prodotto definiranno quelle che sono le specifiche tecniche che il prodotto dovrà avere, dovrà comunicare per essere immesso sul mercato. Questo cosa vuol dire? Che tutti i prodotti in qualche modo saranno accompagnati da un'etichetta come quella che noi vediamo oggi sugli elettrodomestici, un'etichetta che racconterà, a secondo della famiglia di prodotto, tutta una serie di informazioni e probabilmente, molto probabilmente, con tutta una serie di classi, la tipica classe dalla A alla D, quindi A molto più efficiente per alcuni parametri, D un po' meno efficiente. Quindi la direzione è questa, aspettiamo questi atti delegati che appunto serviranno a comunicare al mercato la performance del prodotto. Una performance che riguarderà anche la necessità di supportare il mercato con informazioni obbligatorie in termini di modalità di installazione, di uso, di manutenzione, di riparazione del prodotto, le modalità di restituzione. Si parla tanto di responsabilità estesa del produttore, che quindi sarà adesso gradualmente sempre più estesa ad altre tipologie di prodotti, informazioni relative allo smaltimento del prodotto a suo fine vita, ma anche alle modalità di trattamento, di riutilizzo e di riciclaggio del prodotto. Quindi vediamo che siamo di fronte ad una trasformazione in termini di percezione di quello che è il valore del prodotto, dove oltre alle caratteristiche tecniche, oltre alle caratteristiche economiche, il prodotto dovrà essere accompagnato necessariamente da tutta una serie di informazioni ambientali che definiranno, come ad esempio nei CAM, tutta una serie di possibilità di poter essere impiegati o meno per determinati impieghi, diciamo pure per determinati appalti. La Commissione europea ha già stabilito un piano di priorità di quelle che saranno le prime categorie di prodotti e indipendentemente che sia un mercato B2C o B2B, vedete che tra queste priorità c'è il ferro e l'acciaio, dove già la Commissione ha iniziato insieme al fashion a fare degli atti delegati. Ci sarà l'alluminio, ci saranno le vernici, lubrificanti e sostanze chimiche. Ma attenzione, un'altra particolarità che io vorrei porre alla vostra attenzione, emersa appunto nell'ultimo testo pubblicato, ormai definitivo, diciamo così, da parte della Commissione, che in caso di assenza di requisiti di prestazione e obblighi di informazione adeguati in merito all'impronta ambientale e all'impronta di carbonio del cemento, a norma del regolamento sui prodotti da costruzione, la Commissione elabora requisiti di progettazione compatibile per il cemento in un atto delegato specifico. Naturalmente dice non prima del 2028 e del 2030, ma si sa che in qualche modo
insomma, le procedure inizieranno ad attivarsi prima. Quindi trasversalmente, sebbene questo regolamento investirà in una prima fase quelli che sono i prodotti di consumo, va da sé che a cascata che in termini, diciamo, generali sarà declinato a tutto il mercato. Quindi l'indirizzo è questo: bisogna iniziare ad attrezzarsi, bisogna iniziare ad, diciamo, informarsi, perché diamo diciamo, uno sguardo seppur sintetico, l'aveva accennato anche all'inizio il presidente Marco Bortuzzo, di quelle che sono le implicazioni. Le implicazioni, diciamo, le abbiamo con istituzioni e autorità che tra Green Public Procurement, questo regolamento, il Digital Product Pass, la Team Regulation, il CAM e altre direttive che stanno arrivando. Dall'altra parte abbiamo il consumatore finale che sempre più, diciamo, in qualche modo informato, e sarà informato. Il consumatore potrà scegliere, e come diceva appunto il Presidente, il mercato finanziario, la finanza sostenibile ormai è entrata in maniera verticale su questi temi. Questionario sì, questionario no, però ormai l'indirizzo, questo lo vediamo anche nel settore, diciamo, del valore immobiliare, o meglio di quello che sarà il valore immobiliare rispetto a determinati investimenti. E quindi cosa succede? Succede che inevitabilmente le imprese devono iniziare ad attrezzarsi per applicare i principi di circolarità e della sostenibilità. Ora, che questo è l'indirizzo, ve l'ho detto, è un indirizzo ormai delineato, un indirizzo ormai mercato. Ci potrà essere un rallentamento? Forse, non credo, non l'ho mai visto nell'ambito, diciamo, della mia esperienza professionale. Per le piccole e medie imprese c'è bisogno gradualmente, a me piace dire gradualmente, perché questi sono temi che non si imparano dalla mattina alla sera. Questi sono temi, e su questo sono sicuro che ANCI sta facendo un grande lavoro, e l'obiettivo di questi seminari è anche di portare il know-how a queste aziende, di creare valore per gestirsi queste informazioni internamente. Ora, spesso succede, e qua mi scuso se alcune di queste tematiche sono già conosciute magari da aziende più, diciamo, più strutturate, che quando si parla di verificare, quando si parla di attestare la veridicità di talune informazioni, che sia un CAM o che sia una specifica richiesta determinata da un cliente, dobbiamo passare inevitabilmente dalle certificazioni o dalle asserzioni, perché è quello che chiede il mercato. Tu mi dichiari una cosa, mi dichiari una performance ambientale, me la devi dimostrare. E quindi in che modo? Attraverso la conoscenza delle certificazioni. Queste sono alcune delle certificazioni più conosciute, l'FSC, che ha diversi tipi di certificazioni, non tutti lo sanno. Certificazioni che riguardano il 100% di legname proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, che va a dialogare molto con la Team Regulation, oppure l'FSC Recycled, che dichiara che questi materiali provengono da flussi riciclati, o l'FSC misto, dove indica che almeno il 70% di legno di carta o cartone provengono da materiali certificati SCC, così come la PET. Quindi la conoscenza, l'iniziare a guardare ai propri fornitori, chiedendo anche questi tipi di informazioni, è sicuramente un'evoluzione importante per l'azienda, un'evoluzione nel rispondere nel migliore dei modi di quelli che sono i bandi pubblici. Non a caso nei CAM vengono fatti espliciti riferimenti a queste certificazioni, non a caso, qua mi permetto di dire, Acegas APS Amga necessariamente si deve collegare ai CAM e mettere queste specifiche e andare a verificare queste specifiche, e quindi la catena del valore deve crescere per avere queste informazioni. Così come altre certificazioni, l'Ecolabel, l'EPD, che più una certificazione è un'asseverazione, o altre certificazioni internazionali che comunque di parte terza, pubblica o privata, possono avvalorare queste informazioni. Attenzione! Attenzione, perché talvolta nella filiera non c'è la conoscenza completa tra la differenza tra asseverazione, dichiarazione e certificazione. E quindi l'insieme delle informazioni a cosa servono? Servono per creare una catena del valore, dove partendo dal semilavorato, dal materiale o dal prodotto, definendo e raccogliendo le informazioni sulle caratteristiche di questi materiali, di prodotti,
che siano riciclati o post consumo da fonte rinnovabile, di origine biologica, biodegradabile, compostabile, tutto da dimostrare, o altre tipologie di caratterizzazione, verificata la veridicità dell'informazione dichiarata, poi l'utilizzo finale servirà a che cosa? Servirà a fare un bilancio complessivo delle risorse circolari impiegate per fare quell'opera. Questo è l'obiettivo finale, quindi sistema di tracciabilità, dove a secondo se uno è un produttore, se uno è un trasformatore, se uno commercializza o se uno utilizza questi materiali, queste informazioni devono essere trasmesse, devono essere raccolte, devono essere fornite alla catena del valore, proprio per rispondere a queste necessità. Attenzione ai diversi tipi di informazioni, perché non tutte le informazioni sono veritiere, o meglio, mi correggo, non tutte le informazioni che talvolta vengono fornite rispondono ai requisiti. Quindi le certificazioni sono diverse dalle dichiarazioni, come sono diverse dalle asseverazioni. In questo caso ho preso degli esempi che magari molti di voi già conoscono, degli esempi ma giusto per far vedere a caso. Ad esempio in questo caso stiamo parlando di una certificazione secondo la 14.021, che tra l'altro sarà anche eliminata dal cambio edilizio. Personalmente io non ho mai compreso appieno questo senso, perché la catena, diciamo, dei materiali ferrosi e non ferrosi si avvale molto di questa CISO 14.021 per prodotti piani in acciaio, dove vediamo che a secondo del tipo, diciamo, di materiale fornito viene indicata questa differenza tra preconsumo e post-consumo. Vengono anche forniti i punteggi in termini di lead e in questo caso, stiamo parlando di Marcegaglia, fornisce anche la distanza che in alcuni bandi viene richiesta. Quindi questa è l'informazione certificata che serve proprio per rispondere alle esigenze. Un altro esempio, ma che ho preso proprio a caso, riguarda quest'altra certificazione di CMQ, che riguarda il calcestruzzo preconfezionato non strutturale, oppure quello strutturale, dove, come da CAM, c'è la presenza di materiale riciclato almeno del 5%. Cosa fa la differenza? La differenza la fa come richiesto sostanzialmente dal regolamento, diciamo, europeo, come sarà richiesto sempre più il regolamento europeo, ma come richiesto anche dai CAM, la certificazione di parte terza. Altro esempio, ma molto veloce, andiamo sempre in ambito di edilizia per quanto riguarda i CAM. Qua parliamo di plastica seconda vita, dove per esempio per questi casseri, attestazione e certificazione PPR, plastica seconda vita, totale riciclato 50%, riciclato post consumo 35%, riciclato pre-consumo 15%. Penultimo esempio, sempre per quanto riguarda le certificazioni isolamento termico, dove abbiamo un totale riciclato del 95% per quanto riguarda appunto questo materiale isolante, un po' come i casseri a perdere precedenti in polipropilene. Infine, un esempio per quanto riguarda l'FSC. Ho preso 2 certificazioni a caso per quanto riguarda le pavimentazioni, che attestano in questo caso il sistema di tracciabilità, il sistema, diciamo, produttivo nella produzione per quanto riguarda di questi pavimenti, che sono il legno massello certificato FSC. In questo caso abbiamo, diciamo, quelli che sono legni in bambù, però certificati sempre FSC. In conclusione, è estremamente importante aiutare il sistema delle piccole e medie imprese a conoscere, ad aggiornarsi in merito a tutte queste certificazioni, perché poi sono quelle che fanno la differenza. Ma soprattutto è importante aiutarli e trasferire quel know-how per cercare di comprendere in che modo iniziare a selezionare questi materiali, ma selezionare non nel termine di dire tu sì, io no, selezionare in termini di iniziare a capire quali sono quei materiali che hanno maggiori performance ambientali, che quindi possono dare maggiore opportunità, diciamo, di sviluppo e di partecipazione dei CAM rispetto ad altri. Io ho chiuso la mia presentazione e vi ringrazio molto per l'attenzione e grazie mille ancora per l'invito. Grazie ancora all'architetto Marco Capellini e nel passare la parola all'ingegner Maria Mazurco,
Colgo l'occasione per dire ai partecipanti che tutte le slide che sono state presentate, che saranno presentate, saranno disponibili sui siti delle rispettive ANCE Friuli Venezia Giulia e ANCE Veneto, così come troverete le slide dei precedenti seminari e le relative registrazioni. Prego Maria. Grazie, grazie Fabio e buonasera a tutti. Ora cerco di condividervi la presentazione. Ditemi se la vedete. Sì, È arrivata? sì, si vede. Perfetto, perfetto. Bene, allora mi unisco ai ringraziamenti per questi bellissimi incontri. Io devo dire, non avevamo avuto neanche il tempo di raccordarci con gli altri relatori, ma vedo che il fil rouge è perfetto e c'è una grande sintonia negli obiettivi che poi sono quelli di supportare le imprese in questo percorso che abbiamo capito essere un percorso, come posso dire, ineluttabile, ma ineluttabile anche nel senso buono delle opportunità che offre. E vi dico, lo dico come stazione appaltante, il fatto di supportare le imprese in questo percorso di evoluzione non è uno sforzo filantropico da parte nostra. Sicuramente il fatto che le imprese di cui ci avvaliamo, perché loro svolgano parte del lavoro che dovremmo svolgere noi, per il quale noi stessi come soggetto che fa servizio pubblico sul territorio ci siamo impegnati nei confronti dei nostri enti concedenti, dei nostri territori, per noi è una necessità. Quindi la maggior capacità delle imprese di rispondere a questi requisiti che vengono chiesti a noi stessi per noi diventa veramente una esigenza. Quindi da qua voglio dire lo sforzo che noi stiamo facendo assieme all'ANCE e che probabilmente, voglio dire, sarà uno sforzo che continueremo, anzi sicuramente, perché è un percorso che abbiamo capito in continua evoluzione. Cerco di andare ora a dare qualche elemento di concretezza a quello che abbiamo sentito, perché abbiamo capito dalla bella relazione dell'avvocato Mingo che ci sono tutta una serie di requisiti, di richieste che non sono sempre ancora declinate in maniera standardizzata, in maniera concreta, e questo può sicuramente anche disorientare le imprese rispetto a che cosa fare, dove muoversi, come sviluppare il proprio know-how, le proprie competenze. Quello che io vi mostro è un caso concreto, il caso che riguarda il gruppo ERA, che lo scorso anno, nel 2023, si è dotato di un nuovo sistema di qualificazione, ERA Pro. Ora, non so quanti dei presenti siano imprese qualificate per il gruppo ERA, quelle che lo sono lo conoscono questo sistema. In questo nuovo sistema di qualificazione si è deciso di assegnare tra i 100 punti del rating predittivo che viene assegnato alle imprese, 20 punti a quelle che sono le qualità che in qualche modo sono correlate ai requisiti ESG. Quindi perché è stata fatta questa cosa? Per vari motivi. Sicuramente queste domande e le risposte che ci hanno restituito le imprese qualificate ci danno una fotografia abbastanza completa dello stato di maturità della platea dei fornitori ai quali noi ci rivolgiamo, e questo è estremamente importante perché, come abbiamo capito, non è interesse di nessuno scollarsi dal mercato e chiedere la luna quando la luna non te la sa dare nessuno o te la sa dare in troppo pochi. Quindi per noi avere la consapevolezza di quello che è il mercato al quale noi ci rivolgiamo è estremamente importante per rimanere ben collegati a quello che questo mercato ci può offrire. Dall'altra però le domande che noi facciamo in qualche modo sensibilizzano, danno maggior consapevolezza ai fornitori, anche quelli che magari ancora certi requisiti non li hanno, rispetto a quello che noi chiediamo. E quindi sicuramente questo dà anche un indirizzo a dove muoversi. Quindi come abbiamo deciso di fare questo questionario? Il nostro questionario include una quarantina di domande, poche, tante, possono sembrare tante in realtà rispetto ad altri sistemi di rating più strutturati che esistono. Qualcuno di voi li conoscerà, che vanno da OpenS, EcoVadis, Cribis, che hanno centinaia di domande. Il nostro è un questionario abbastanza semplificato che cerca di puntare su degli elementi abbastanza essenziali.
Io ora non vi leggo quello che è scritto in piccolino in queste slide, comunque le sezioni riguardano ovviamente la parte dell'environment, sono l'acronimo ESG, Environment, Social and Governance, e per ciascuna di questi ambiti ci sono alcune domande specifiche. Ma vediamo qual è la fotografia che ci ha restituito questo sondaggio fatto nello scorso anno. I fornitori che si sono qualificati, cioè che hanno raggiunto un punteggio minimo di 25 punti sui 100 totali, ovviamente io vi ho detto 20 riguardano i criteri ESG, poi ce ne sono altri 80 che riguardano altre caratteristiche. Di questi 3.684 fornitori qualificati, quelli che hanno risposto, che hanno completato il questionario ESG, sono il 56%. Quindi già qua vediamo che un 44% dei nostri fornitori non ha neanche ritenuto di rispondere a quelle domande. Poi, perché questo sia avvenuto, non lo sappiamo, forse perché avrebbero dovuto rispondere no a tutto, forse perché non hanno colto l'importanza di rispondere a queste domande. Ecco, questo noi non lo sappiamo, ma sicuramente, come posso dire, avvieremo anche un dialogo più possibile, anche personalizzato verso le imprese, per cercare di ridurre questo gap di mancate risposte. Ma vediamo all'interno di questi 2066 fornitori che hanno compilato il questionario che cosa è accaduto. Qua facciamo un focus sul grado di maturità che abbiamo rilevato. Nel caso delle grandi imprese vediamo che su questo 56% che ha risposto, più di un 50%, 52 o 54, a seconda che guardiamo le domande. Il questionario ESG, forse non ve l'ho detto prima, si compone di 11 domande obbligatorie e 36 invece facoltative. Ecco, comunque non cambia molto rispetto alla percentuale di esito ottenuto. Le grandi imprese, quindi per oltre il 50%, raggiungono un livello di maturità medio-alta. Già quando andiamo a guardare il parco delle medie imprese, scendiamo ad un 35-36% di imprese che hanno un grado di maturità abbastanza elevato, e questa percentuale, come vedete, scende drasticamente man mano che passiamo a dimensione di impresa più piccola, quindi circa il 16% di maturità elevata, medio elevata per le imprese piccole, le microimprese 7-8% e i liberi professionisti ancora di meno. Quindi l'effetto che dicevamo prima, che l'hanno sottolineato tutti i relatori che mi hanno preceduto, ma lo sappiamo, ovviamente le imprese più piccole, meno strutturate, che insomma fanno più fatica anche solo a formarsi, avere sensibilità su questi aspetti, sicuramente sono un po' penalizzate. Ma io ritengo che questa penalizzazione non sia necessariamente un fatto di sostanza. Potrebbe essere in certi casi anche un fatto di non saper rappresentare bene quello che imprese anche piccole tante volte fanno comunque, e che potrebbe essere ben anche rappresentato in questo tipo di contesto. Quindi sicuramente c'è un fatto anche di consapevolezza che va coltivato e va allenato. Ancora un'altra rappresentazione di quello che è emerso da questo sondaggio. Cosa intendiamo con grado di maturità medio-alta o nulla? Allora, noi abbiamo dato una maturità nulla a chi non ha risposto neanche un sì a nessuna domanda del questionario. E come vedete ci sono percentuali alte di soggetti che non hanno dato nessuna risposta, come abbiamo visto, quasi nulla quando c'erano soltanto 1 o 2 sì come risposte, bassa quando le risposte sì erano inferiori a 9 sulle 47 domande che vi dicevo, e una medio-alta quando abbiamo delle risposte positive maggiori di 9 su 47, comunque stiamo parlando di ecco, comunque non una grande pretesa. Ecco, ci siamo limitati a ritenere medio-alta un numero di risposte che andavano da 9 a 12. Giusto per capire qual era la tipologia di domande, per capire quindi quali sono le
diciamo, le domande che vi possono essere poste per valutare questo tipo di maturità. E ripeto, le 40 domande che noi abbiamo selezionato sono comunque coerenti e un estratto di tipologie di questionari analoghi che sono molto più pesanti. Comunque, come vedete qui, le domande obbligatorie riguardavano delle questioni abbastanza, diciamo, semplici da decifrare. Ecco, quindi percentuali di dipendenti a tempo indeterminato maggiori di 50. È chiaro che questa è una domanda che va a guardare all'ambito social. Poi ci sono, diciamo, il possesso di certificazioni che vanno da quelle semplici di qualità, 9001 alla 14001 sulla sostenibilità, alla 45001 sulla sicurezza. Vedete sotto, faccio la carrellata di tutte quelle sulla qualità, la SA 8000 sostenibilità sociale, la 27001 sicurezza e informazioni, la 37001 anticorruzione e 50001 gestione energia. Quindi queste sono alcune delle domande che guardano proprio alle principali certificazioni di qualità. Poi abbiamo un altro che guarda alla riduzione del tasso infortunistico, all'adozione di un organismo di vigilanza 231 e all'adozione di un rating di legalità e l'elaborazione di un bilancio di sostenibilità. Queste sono le domande obbligatorie. Come vedete, la percentuale sono, diciamo, messe in ordine di percentuale di risposte positive che partono da un 82% per la percentuale di dipendenti a tempo indeterminato e scendono fino a un 5% sull'adozione della ISO sulla gestione energia. Ve lo dico in tutta sincerità, ecco, lo stesso gruppo ERA avrebbe risposto sì, non a tutte queste domande, a 10 su 12. Ecco, lo dico perché con tutto che il gruppo era un gruppo molto evoluto, che sta lavorando su queste tematiche da molti anni, ora io vi parlo di certificazioni che sono molto, diciamo, sofisticate, però ecco, noi stessi abbiamo un percorso di evoluzione continuo rispetto al quale noi stessi ci poniamo obiettivi man mano crescenti. Quindi questo lo dico perché, come posso dire, non bisogna sconfortarsi rispetto a quello che può essere la richiesta delle stazioni appaltanti, ma un percorso di crescita è, come posso dire, è naturale un po' in tutti i settori, ecco, anche nelle imprese di dimensioni importanti. Qua c'è una panoramica delle 6 principali domande per ambiti governance, social environment nei quesiti facoltativi. Non vi tedierei leggendovele tutte perché come ha già detto prima Fabio Millego, metteremo a disposizione queste slide, quindi potrete sicuramente consultarle in qualsiasi momento, però vi fa capire come alla fine le domande che vengono poste riguardano ambiti abbastanza concreti. Ma proprio per essere concreti, ecco, qua vi faccio solo vedere una delle domande era se i fornitori hanno già qualche rating ESG, perché molti fornitori, quelli più grandi, in particolare è venuto fuori più o meno un 22% dei fornitori qualificati per il gruppo ERA, si sono già dotati di qualche score ESG con questi provider che sono quelli che un po' vi avevo menzionato inizialmente, che sicuramente rispetto alle domande che facciamo noi fanno una analisi molto più puntuale delle qualità delle imprese. Ma quindi sempre per fare alcuni esempi concreti di quelli che possono essere alcune richieste. In uno dei precedenti incontri un collega aveva parlato dei requisiti di NSH che noi abbiamo introdotto in alcune delle gare dei capitolati alcune delle gare dei capitolati che sono stati beneficiari di contributi PNRR e che, come sapete, hanno degli obblighi di rispetto dei requisiti del DNSH, il Do Not Significant Harm, che sono requisiti molto simili a quelli richiesti dai CAM, talvolta un po' più stringenti. Questo ve lo dico, quali sono le cose che poi concretamente vengono richieste, al di là di quelle che abbiamo visto prima, che sono requisiti soggettivi delle imprese.
Quando poi noi caliamo le richieste nelle nostre gare, poi alla fine di cosa parliamo? Io vi faccio degli esempi che sono frutto della scheda 5 del DNSH, che è quella che riguarda gli interventi edili e di cantieristica. Quello che noi abbiamo richiesto, che poi è diciamo, è un sottoinsieme di quello che la scheda prevede, che, diciamo, che è correlato alla tipologia di appalti che in quel caso lì noi trattavamo. Si parla di uso efficiente dell'energia, quindi efficientare l'energia in cantiere, minimizzare le emissioni di inquinanti e di gas climalteranti, valutazione e rumorosità di cantiere, abbattimento del rumore e delle vibrazioni, ovviamente oltre quelli che sono i limiti di legge che ovviamente vanno rispettati, quindi con magari particolari accorgimenti rispetto alle attrezzature, gruppi elettrogeni super silenziati, attenzioni sui compressori, utilizzo di mezzi ad alta efficienza motoristica, questo per l'abbattimento delle emissioni gassose. Tra l'altro su questi aspetti sappiamo che le normative stanno evolvendo e quindi ci sono tutta una serie di fasi verso, verso diciamo, gli obiettivi del 2030 e del 2050 che gradualmente imporranno delle efficienze sempre superiori. Quindi queste sono un po' alcune delle richieste, me ne faccio vedere altre. Bilancio idrico di cantiere. Risparmio idrico e attenzioni per esempio nel risparmio idrico e nella gestione delle acque reflue di cantiere, delle acque di piovane e di quelle di lavorazione degli inerti. Gestione delle acque meteoriche di dilavamento, quindi impermeabilizzazione di depositi temporanei perché non ci siano percolazioni, depurazione delle acque di dilavamento, gestione dei rifiuti dei prodotti da cantiere, quindi raccolta differenziata nel cantiere. Anche qui è importante aver cura di differenziare correttamente e quindi di avviare ai destini corretti i rifiuti prodotti in cantiere. La demolizione selettiva, il recupero, il riciclo, perché si punta ad avviare almeno il 70% di materiali da demolizioni verso il riutilizzo, il riciclo e operazioni di recupero. Bilancio delle materie. Questo è un tema che negli appalti di opere infrastrutturali, opere a rete, che sono quelle che prevalentemente noi trattiamo, è un tema molto importante. Peraltro è un tema che spesso si scontra anche con i regolamenti dei nostri comuni. Credo che un collega in uno dei precedenti incontri vi ha raccontato il nostro impegno per massimizzare il riutilizzo del materiale di scavo nei rinterri per evitare o ridurre al minimo le movimentazioni di materiali. Questa cosa qua non è sempre semplicissima, ma noi nei limiti in cui possiamo farlo la spingiamo al massimo. E così via anche, diciamo, i materiali e i prodotti utilizzati, in alcuni casi in aderenza ai camper edilizia. Prima l'architetto Capellini ci mostrava per esempio una scheda di prodotto del calcestruzzo dove viene richiesta una percentuale minima di riciclato del 5%, dove noi abbiamo degli obblighi normativi, ovviamente li attuiamo. In alcuni casi, anche al di là dell'obbligo normativo, per certe tipologie di materiali chiediamo, anche se in maniera non sempre vincolante, di darci la composizione materica di alcune tipologie di materiali, cose che abbiamo fatto appunto in alcuni appalti che rientravano nei finanziamenti PNRR. Vi faccio vedere una scheda, non vi spaventate, solo per farvi capire quale può essere la modalità con cui noi chiediamo delle informazioni. Chiediamo informazioni che riguardano l'input, cioè i materiali in input nei prodotti che vengono, diciamo, posati in opera, utilizzati in cantiere, e alcune informazioni che riguardano poi l'output, cioè il fine vita di questi prodotti. E quindi chiediamo informazioni, possiamo chiedere informazioni sul tipo di materiale, la composizione, quanto vergine, quanto riciclato, quanto sottoprodotto, se da fonte rinnovabile o non rinnovabile. Fonte rinnovabile vi dico per esempio il legno o non tante altre cose, e così via. Sull'output possiamo chiedere quali siano le caratteristiche di disassemblabilità, riparabilità e così via.
non vi nascondo che questa scheda che noi stiamo utilizzando da molti anni per acquisire informazioni rispetto a diverse tipologie di prodotti non è sempre facile che venga compilata correttamente, nel senso che tante informazioni è proprio difficile da reperirle. Quando si andrà verso i famosi passaporti di cui ci parlava prima l'architetto Capellini, queste cose saranno pian pianino più, come posso dire, necessarie e quindi saranno informazioni più facilmente reperibili. Al momento, vuoi per mancanza di consapevolezza, vuoi certe volte anche per diffidenza dei fornitori, dei prodotti, non è sempre facile ottenerlo, per cui anche su questo noi andiamo in genere con una certa, come posso dire, anche tolleranza rispetto a risposte che talvolta sono parziali. Vi faccio vedere ancora quest'altra cosa, se ne è parlato prima, no? Un esempio della valutazione degli impatti della direttiva sulla nuova, corporate sustainability scusatemi perché io ogni volta che pronuncio questa cosa sono in serie difficoltà. Comunque, in questo ambito qua, dicevamo, noi abbiamo come azienda di dimensioni importanti, quindi con più di 500 dipendenti, abbiamo l'obbligo già da quest'anno di applicare questo nuovo criterio di bilancio di sostenibilità con tutta una serie di nuove implicazioni rispetto a quello che facevamo prima. Il gruppo ERA fa il bilancio di sostenibilità credo ormai da 15 anni circa, quindi è ben avvezzo a questo tipo di rendicontazione non finanziaria, ma la nuova normativa impone qualcosa di più e impone di lavorare molto su quella che è la catena del valore che oggi è stata menzionata più volte, catena del valore nella quale i nostri fornitori rientrano a tutti gli effetti come attori protagonisti. Quindi quando diceva prima l'avvocato Mingo, questi sono obblighi che non impattano direttamente le nostre imprese perché spesso sono imprese che hanno meno di 500 dipendenti, quindi non hanno un obbligo immediato nel 2024. Però indirettamente, posto che noi invece come impresa quotata di grandi dimensioni abbiamo di rispondere anche per quello che riguarda la nostra supply chain, che di fatto agisce come se agissimo noi direttamente, indirettamente agisce anche sui fornitori. Quindi sempre di più saremo chiamati a fornire certo tipo di informazioni, andando un po' anche a pesare gli impatti delle varie attività, perché qua si tratta anche di prioritizzare, di capire quali attività impattano in maniera prioritaria su quali ambiti. Qua per esempio vedete un esempio di quelli che possono essere gli impatti in un cantiere di opere a rete dove c'è un forte impatto per esempio dell'economia circolare. Questo criterio, ci sono diversi criteri come ci dicevano, cioè è basato su domande che vanno sulla parte ambientale, sulla parte social, la parte governance, molti quesiti sono sulla parte ambientale. Dal lato economia circolare, per esempio, sui cantieri sicuramente impatta moltissimo l'utilizzo di materiali o il tema delle terre rocce da scavo e un po' ritroviamo quei criteri che vi ho fatto vedere prima che noi utilizziamo nelle richieste relative al DNSH o che si parlano moltissimo anche con le richieste dei camper, perché poi alla fine questi strumenti sono strumenti diversi, però parlano un linguaggio abbastanza comune, quindi poi gli obiettivi sono sempre quelli. Quindi questo per dirvi che sicuramente le rendicontazioni che noi stessi dovremo fare e cui siamo vincolati ci imporranno di chiedere in maniera sempre più puntuale anche alle nostre imprese informazioni. Quindi al di là di non volerci assolutamente scollare dal mercato, di non voler dare strattoni, ma di agire sempre con la massima gradualità e trasparenza, tuttavia arriverà il punto e sta arrivando che noi stessi saremo tenuti a chiedere certe cose e a poterle rendicontare. Quindi
Importantissimi sono questi incontri nei quali poniamo ulteriormente l'attenzione su questi aspetti, sviluppiamo sensibilità. Vi dico che qua sono un po' in questa slide, vedete un po' sintetizzato quello che ho cercato di trasmettervi in questa breve chiacchierata, ma che poi abbiamo ritrovato anche nelle relazioni che mi hanno preceduto. Quello che noi sicuramente come gruppo ERA vogliamo sicuramente sviluppare ulteriormente sono momenti come questo, momenti di formazione, webinar, ma vi anticipo anche che il gruppo ERA sta mettendo in piedi un sistema di supporto alle imprese, un pacchetto di convenzioni, tutto guardi, senza, voglio dire, nessuna scopo di marginalità, ma proprio un percorso di supporto ai nostri fornitori che si svilupperà con tutta una serie di pacchetti che agiranno su vari ambiti. Questo progetto che è partito quest'anno è partito con un sondaggio dell'interesse di diverse imprese, delle imprese, è stato sondato un sottoinsieme del parco fornitori per capire intanto il giudizio che queste imprese hanno di noi come stazione appaltante e di cosa noi stessi possiamo migliorare per dialogare meglio con le nostre imprese e sviluppare un rapporto che sia sempre più un rapporto di partnership, ma anche capire quale possa essere il livello di gradimento e di interesse per alcune iniziative di supporto specifico. Ecco, la risposta che è arrivata è molto interessante. Ora non vi mostro i dettagli, ma sicuramente ci sta indirizzando sull'avviare effettivamente questo percorso di sviluppo. Poi ci saranno sicuramente delle occasioni in cui il gruppo ERA raggiungerà il proprio parco fornitori con delle informazioni specifiche. Io voglio incoraggiare tutti voi, tutti quelli che fossero interessati a iscriversi come fornitori del gruppo ERA e anche a cercare, anche singolarmente, il supporto. Noi siamo a disposizione, avete molti canali di comunicazione, per cui oltre a questi momenti così allargati, a questi webinar, io dico siamo a disposizione per supporto specifico. Anche entrare nel sistema di qualificazione del gruppo ERA può darvi delle indicazioni che sono un po' quelle che vi ho sintetizzato, quindi che dire, io auspico che questi momenti siano effettivamente stati di utilità. Presumo, ma lo vedremo, ne parleremo anche con le ANCE, ne abbiamo parlato un po' nella preparazione di questi eventi, che sia forse auspicabile riprendere magari a fine estate, nell'ultimo trimestre dell'anno, qualche ulteriore tappa di questa formazione. Questo poi dipenderà anche dall'interesse che ci sarà da parte vostra, ma credo che sia anche utile una bidirezionalità, cioè che le richieste da parte vostra ci consentano anche di affinare meglio quello che è il modo per avvicinarci e per comprendere le esigenze reciproche. Quindi ora purtroppo ho rubato forse troppo tempo, io lascerei qualche minuto forse ad un eventuale momento di dibattito, di chiusura da parte di Fabio. Vi saluto e l'auspicio è quello che ci si riveda anche presto. Fabio. Non ti sentiamo, Fabio, non so se è un problema mio. No, chiedo scusa, colpa mia. Eccolo. Innanzitutto vi ringrazio per il rispetto delle tempistiche che vi erano state assegnate. C'è ancora qualche minuto per rispondere a qualche domanda e in questo momento ne è arrivata una in chat che vi chiede, in modo particolare ad Acegas, il questionario ISG all'interno del sistema di qualificazione di fornitori
dove si trova? Sul vostro sito, mi sembra di aver capito, no? Maria o Tamara? No? Sì, Perché assolutamente. questa azienda dice siamo qualificati da tempo, ma non ci risulta di aver compilato uno specifico questionario ESG. È sfuggito qualcosa? Allora, può essere, io non so se questa impresa abbia rinnovato l'iscrizione nel corso del 2023, perché non tutti il vecchio parco fornitori, che erano più di 5.000, ha rinnovato l'iscrizione nel 2023. Quindi io suggerisco a tutti di rientrare nel sito del gruppo ERA, nella sezione dei fornitori della qualificazione, perché è possibile, da quello che leggo, perché se non lo ha visto, probabilmente non ha rinnovato la qualificazione quest'anno. E questo tra l'altro potrebbe compromettere, diciamo, il fatto che questa impresa venga invitata, diciamo, nel futuro. Comunque, io, guarda, autorizzo anche a mettere a disposizione le mail e magari poi ci sentiamo direttamente per comprendere quale possa essere stato il problema, ecco. Bene, grazie. Penso che la risposta sia arrivata puntuale, forte e precisa. Io non vedo altre domande in chat e quindi passerei a concludere ringraziando nuovamente tutti i relatori e in modo particolare Acega Sangha PS per questa collaborazione che ha aperto con le due ANCE. E noi come ANCE, ma anche dei colleghi del Veneto, desidero precisare che questo rapporto che noi abbiamo intrapreso con questa stazione appaltante non è solo per le aziende, per i fornitori che lavorano con questa stazione appaltante, ma considerato il livello di maturità che questo ente ha raggiunto su queste problematicità, cerchiamo anche noi di sviscerarle, cerchiamo di approfondirle per mettere a disposizione di tutti un bagaglio di conoscenze per poter intraprendere e continuare questo percorso. Un percorso che, come l'ingegner Mazzurco ha evidenziato, sicuramente disorienta le imprese ed è un termine molto raffinato che hai usato, perché effettivamente le aziende si trovano a surfare fra rapporti di sostenibilità, reti di sostenibilità, bilancio di sostenibilità, bilancio materico, che desidero precisare non sono sinonimi, ma ognuna di queste tessere serve per andare a completare un mosaico che, come diceva in premessa l'avvocato Valentina Mingo, è sicuramente complicato e con diversi livelli di complessità. Ciò permesso, a noi non resta insieme avviare questo percorso di conoscenza, questo percorso di formazione che abbiamo avviato con questi webinar, ma che molto probabilmente continuerà, diciamo, dopo la pausa estiva, con ulteriori momenti, diciamo, di approfondimento. È chiara una cosa, che questi percorsi di formazione non ci portano dove vogliamo. Sono un primo passo che non ci portano appunto dove vogliamo, ma ci sposta però da dove siamo. E in questo viaggio che abbiamo intrapreso insieme nel parlare di sostenibilità ambientale, nel parlare di sostenibilità sociale, non dobbiamo dimenticarci che c'è anche la terza lettera della sostenibilità economica che dovrebbe trovarci e ci troverà sicuramente anche concordi in una soluzione, perché effettivamente se ci sono maggiori costi, questi costi dovranno essere riconosciuti per dare la possibilità alle aziende di raggiungere la meta. Ribadisco, aziende che hanno maturato una grande sensibilità su questo tema, che sono determinate e che vogliono raggiungere l'obiettivo. Però la sostenibilità è un tema importante come la sicurezza, e così come la sicurezza mette a fuoco una serie di oneri che vengono smarcati dal ribasso d'asta, a un qualcosa del genere dovremmo pensare anche per la sostenibilità, magari aumentando la percentuale delle spese generali. Tutto là, è semplicemente un'idea, e su questa idea, non vedendo altre domande in chat, io saluto tutti, ringrazio ancora e vi auguro un buon proseguimento di giornata. E dovrebbe arrivarvi dalle regie anche un ulteriore questionario di soddisfacimento, se magari siete così gentili di rispondere, potremo fare meglio la prossima volta. Grazie ancora.